Amici bellini, buongiorno, è un nuovo giorno, ma è un giorno, insomma, per me è carino perché, insomma, compio gli anni, è una bella giornata, insomma, il compleanno fa sempre piacere, ricevere tutti i vostri auguri, eccetera, eccetera, ma per il Napoli non so che tipo di giorno è, praticamente che facciamo? Un nuovo ammutinamento? Dobbiamo approfondire. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. E allora, io vi invito a scaricare OneFootball con il link in basso in descrizione che ci sta tenendo aggiornati su tutta questa situazione un po' incresciosa. Ovviamente le notizie si rincorrono, no? Prima si è parlato di discussioni fortissime, giustamente anche dopo le parole di Gattuso, noi abbiamo ipotizzato che qualcosa nello spogliatoio così, poi dopo arriva la smentita del Napoli, tutto inventato, non esiste proprio, poi dopo ci sono le scuse della squadra, la pace è fatta, dobbiamo parlare di tutta questa roba qua, è una roba che non ci fa piacere, ma prima volevo fare un leggero accennino sulla situazione del Milan, no? La situazione arbitraggi. Perché sto notando nei commenti che i tifosi del Milan sono peggio che la Juventus praticamente. Perché mi sembra evidente che i 10 anni di nulla che avete attraversato, e ci dispiace che non stavate nemmeno in grado di arrivare in Europa League, adesso che state vincendo qualche partita, state cacciando la testa fuori dal sacco. Lo capisco. È il dente di che sì, è tutto coso. Però non facciamo perché il fallo su Koulibaly di Donnarumma non lo vogliamo considerare, eh. Vogliamo parlare del fallo allora, se poi quello Amici il belli. dente di che sì, e la mano così, il pugno stretto così, mentre Politano lo fa con la mano così e comunque gli arriva il dente così. L'ho messo in muto, ma perché io, Saverio solito per voi. È il suo compleanno oggi, vi rendete conto? Valerio Fluido fa 13 anni. Fa 13 anni, quindi fategli gli auguri, lasciate un like e questo è il video che voi dovete commentare per ricevere in regalo la maglietta del Caffè Napoli 1926. Queste sono le istruzioni, molto semplici. Dovete essere iscritti al canale Caffè Napoli del 1926. Dovete essere iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione e dovete commentare questo video con il vostro nome che avete su Telegram, così io vi riconosco e poi vi posso contattare se sarai proprio tu il vincitore della giveaway no, non mi trovo senza occhiali. Il vincitore della giveaway della maglietta, che questa è una prima giveaway giusto per il compleanno perché siete troppo bellini e lui vuole farvi il regalo. Ma le istruzioni ve le do io. Iscritto al canale Telegram, commento su questo video per il canale con il nome che avete sul canale Telegram. E dopo faremo come si dice? L'estrazione in diretta un giorno di questi e mo vediamo un pochino. Lui oggi stasera deve andare a fare la live da Asso, ma Asso è forte, quindi noi ci divertiamo stasera. Amici bellini, un bacio, ciao, ciao. Ho capito, ma non è così che funziona. Ma veramente stiamo facendo? No, non esiste proprio, non esiste proprio. Non è così che funziona. Te ne devi andare, hai capito che te ne devi andare. Insomma, la situazione è questa. Voi iscrivetevi e fate tutte le cose che ha detto Saverio Solito, perché sennò ci appiccichiamo malamente proprio. Dopodiché io vi spiego una cosa. Ora, al di là degli scherzi, tutto a posto. Ci sono anche persone del Milan che invece hanno spiegato bene le situazioni, ci siamo capiti, abbiamo parlato. Poi quello là, pagliaccio, e là non posso rispondere più. Stiamo crescendo, ragazzi, lo sapete? Il canale sta crescendo veramente perché sono arrivato al punto che non riesco più a rispondere a tutti. Quando trovo una domanda, perché c'è una cosa, rispondi alla domanda, se c'è un punto interrogativo. Sta diventando difficile e mi fa piacere. Stasera vado da Asso in live alle 22:55, una cosa del genere. Vi manderò la notifica sul canale Telegram. E va bene così. Dite quello che volete voi, non mi interessano. Le cose le abbiamo dette nell'approfondimento e
anche nella live successiva di ieri sera, quindi basta, non posso ripetere sempre le stesse cose perché tu non ti hai visto video. L'ho detto già un altro, basta, o ti scorri tutti i commenti oppure non fa niente. Non fa niente, veramente non fa niente. Ciao, un bacio, TPP. Il Napoli, allora, per me qualche cosa nello spogliatoio c'è. Cominciamo a mettere le cose, cioè la smentita, tutto inventato, no. E purtroppo non è che uno fa l'illazione, il problema, se succede l'anno scorso quel po' di dio di ammutinamento, le multe, non voglio andare in ritiro, tu chi sì, son chi, gente attaccata al muro, non è possibile che poi dici no, non succede, queste sono persone che non lo farebbero mai, lo potrebbero fare, la gente quella è. Quindi, secondo me, il cortocircuito avviene quando Gattuso una volta dice il veleno, eccetera, eccetera. Una volta stiamo muro a muro con l'ospitale, era vero. Una volta no, se ne vanno in tribuna perché così. E una volta durante la partita si sentono gli allucchi. Allora io l'ho detto in parecchie reaction fa. Per alcuni giocatori è ottimo che si sentono spronati, sentono il bravo e sentono il cattivo. Per altri giocatori dà fastidio. Io sono sicuro di questa cosa qua. E Gattuso potrebbe anche in questo momento star facendo una cosa negativa e sbagliata per i giocatori. Però una cosa c'è da dire, perché qualcuno potrebbe anche pensare, ma allora Gattuso come Conte, che fa? Gli attacchi pubblici a società e ai giocatori per togliersi le sue responsabilità. Quasi Gattuso continua a dire è colpa mia se non riesco a farli fare quello che voglio e se non riesco a vedere il veleno e vabbè. Però rispetto all'altra volta, in questo caso pare che la cosa sia rientrata perché Gattuso ha questo rapporto anche tosto, anche insomma veramente deciso con i giocatori, vattene, l'allenamento non te lo completi, vai a casa, però non porta il rancore, se tu poi fai bene dopo ti dà le possibilità, si è visto con Lozano, insomma ti mette in campo, non c'è problema sotto questo punto di vista perché Gattuso ha più fresco magari di un Ancelotti, di un Sarri, di altri allenatori che abbiamo avuto l'essere giocatore, quindi lo sa. Poi è una persona anche particolare, non è un allenatore banale come tutti gli altri. Ed è anche un allenatore giovane, quindi non mettiamo in dubbio che magari non possa star facendo degli errori. È difficile dirlo in italiano, è più difficile in italiano. Però la questione è che a noi manca una leadership seria. E non parlo né di Mertens né di Insigne, che quando si vince è facile essere leadership. Io parlo nei momenti di difficoltà. Allora, cosa succede? Perché noi facciamo il paragone con Ibrahimovic, con Ronaldo e anche con lo stesso Lukaku? A me Lukaku, per esempio, non piace perché, come atteggiamento dico, perché sta sempre a lamentarsi, sempre, e ne parlavamo. Quando Lukaku non gli arriva il pallone, si gira e fa una chiavica ai compagni, e i compagni non lo guardano nemmeno. Però poi segna, sempre. Ti risolve la partita. Ibrahimovic, quando la palla non gli arriva bene, si gira e fa lo sguardo a dire ma che io ti ho detto quello che dovevi fare, perché non lo hai fatto? Ma poi segna. Ronaldo, che pure lui, magari Ronaldo è uno di quelli che non cazzea così visibilmente come gli altri, però comunque vuole la palla lui e se la attrae. Questi tre giocatori, e guarda caso Inter, Milan e Juventus, sono quelli che poi ti risolvono la partita, quindi la loro leadership e anche la loro personalità cattiva a dire cago mané, qua decido io come si deve fare, se tu non ti stai impegnando non giochi. Non che faccia lui la formazione, ma l'influenza sia sui giocatori sia sull'allenatore ce l'hanno. Ce l'hanno ed è indubbia, è l'esperienza, è l'aver vinto, è l'essere decisivi perché il tuo compagno la cazziata se la tiene quando gli arriva un pallone lui la mette in porta. È quella la cosa. Allora, un Insigne che fa la cazziata a Mario Rui o a Fabian per dire non ha quella leadership tecnica da dire ma darà la palla a me perché io poi la risolvo sempre io. Non è sempre lui. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Mertens uguale perché siamo arrivati anche a una certa età. Ogni tanto sì e ogni tanto no. Ecco perché non c'è quella cosa decisa a dire c'è uno in mezzo al campo che se le cose non stanno andando bene fa lui la partaccia, la deve fare Gattuso. Però Gattuso non può essere decisivo in campo. Ecco il cortocircuito. Non abbiamo quell'uomo, mancanza di leadership vera, che poi quando le cose va in difficoltà te la risolve in campo.
in campo. Koulibaly non lo è, Koulibaly anche lui si è afflosciato psicologicamente perché nelle difficoltà non è mai tosto, non lo è mai stato, non lo è. Manolas, per esempio, ha più quella personalità là, alla Ibra. Però poi in campo che può fare Manolas con i limiti suoi coipi? Non si può pigliare la palla se scarta tutto quanto e sì. Di conseguenza, Di Lorenzo è così? Non credo. Mario Rui è cazzo in muso, ma anche lui risolve le partite? Non credo. Chi è? Chi è il nostro Ibra? Chi è il nostro Ronaldo? Chi è il nostro Lukaku? Non ce l'abbiamo. Ecco perché il Napoli deve per forza fare gruppo e Gattuso deve riuscire a rimettere in sesto una situazione nello spogliatoio che sia di gruppo, perché le individualità non ce le abbiamo. Osimhen pare che ce lo dobbiamo aspettare un altro mese, non ho capito bene, approfondirò. Insomma, noi andiamo ad affrontare il Rijeka e vabbè, voglio sperare che sono anche in difficoltà l'approccio dopo la scoppola, ma con la Roma io sono molto molto preoccupato e spero che che il chiarimento sia avvenuto serio e che magari qualche cosa cambi, perché anche fare fuori qualche testa, perché no? Perché no? Se qualcuno crea più problemi che altro, se un Fabian crea più problemi che cose buone, ciao. No, cioè, a noi deve interessare questa, vedi, la maglia, il Napoli. I singoli se ne devono andare, ma deve che sia anche Insigne. Non mi interessa. È il capitano, benissimo. Se il capitano non ti dà quello che un capitano ti dovrebbe dare a livello di leadership in campo e a livello di leadership tecnica, ciao, panchina. Qual è il problema? Anche Koulibaly, anche i migliori, panchina, tu subito. Non c'è nessun problema. Da New York, Valerio Fuglio è tutto, questo è il video che dovete commentare, mi raccomando, è un brutto video da commentare, ma caggia. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.